Ben ritrovati a tutti voi in una nuova puntata di Camper Venezia, la nostra trasmissione dedicata al patriarcato, e questa è una puntata veramente speciale in vista del Natale, perché non ci troviamo negli studi di Telechiara, ma siamo nel cuore di Venezia, in centro storico, in Campo San Barnaba, nella bellissima casa del patriarca emerito di Venezia, il cardinale Marco Cè, che ha voluto ospitarci, ha accettato di incontrarci e per questo lo ringrazio moltissimo. Grazie mille, Eminenza. Abbiamo qui con noi anche Giorgio Malavasi, il giornalista del settimanale diocesano Gente Veneta. Grazie anche a te, Giorgio. Grazie, un buongiorno a tutti i telespettatori di Telechiara. Ci troviamo proprio per una puntata speciale, dicevo, che forse può aiutarci a gettare una luce nuova, capire qualcosa di più anche del momento difficilissimo che stiamo vivendo. È Natale, ma per moltissime persone questo è un Natale difficile. Stiamo vivendo, Eminenza, una crisi pesante, una crisi dolorosa, guardando a quello che sta succedendo nel nostro paese, ma non solo, anche in Europa. Sentiamo ogni giorno notizie difficili dai telegiornali, dalle radio, ma cominciamo anche ad avvertire dai discorsi delle persone che ci stanno vicine, che abitano accanto a noi, dai nostri parenti, la difficoltà di questo momento. E allora è difficile non sentirsi un po' scossi, un po' spaventati da queste difficoltà. La crisi infatti è economica, ma non solo economica. Allora io vorrei cominciare questa nostra conversazione, Eminenza, chiedendole proprio questo. Su questa crisi, quale luce può gettare il Natale? Il Natale che torna ogni anno è un significato che si rinnova continuamente, che ci propone una visione originale. Cosa ci dice oggi il Natale? Un Natale tribolato, una situazione tribolata e quella anche di grande sofferenza. Da noi in Italia per la crisi e nel mondo per le guerre, per le ingiustizie, per la fame. Però il Natale ci dice, ci dà una grande, ci porta una grande verità, che Dio è presente in questo mondo e che Dio è Padre. Lui ci ha fatti, noi siamo Suoi. Dio è Padre e quindi prendi in mano questa situazione e certamente la apre a speranza per tutti i cuori che cercano speranza, che si aprano a questo messaggio che il Natale ci porta. Perché il Natale ci dice non solo che Dio è presente, che Dio è Padre, ma che Dio ci ha mandato il Figlio, che si è incarnato, si è fatto carne, dice Giovanni. Carne vuol dire uomo fragile, uomo debole, uomo che è capace di soffrire, che conosce il soffrire. E Gesù è passato attraverso tutta la sofferenza umana, l'ha fatta proprio per dirci che cosa? Che il nostro soffrire non è estraneo a Dio, che Dio è presente, è vicino in queste situazioni e porta con noi queste situazioni. E se Dio porta con noi queste situazioni, non dobbiamo disperare. E il Natale ci dice un'altra cosa, che il Figlio di Dio, incarnandosi, facendosi uomo, si è in qualche modo misteriosamente, ma realmente unito a tutti gli uomini, credenti e non credenti. E quindi Dio ci ha fatti fratelli. Dio ha creato una grande solidarietà fra tutti gli uomini, la solidarietà dei figli di Dio, della famiglia dei figli di Dio. E questo cosa ci dice? Che a Natale, mentre dobbiamo guardare al Figlio di Dio che si fa uomo, dobbiamo guardarci anche fra di noi, vedendo nel volto dell'altro il fratello. In Cristo noi siamo diventati fratelli e quindi dobbiamo prenderci cura gli uni degli altri, come Dio a Natale
si è preso cura di noi. Un messaggio quindi di speranza, ma anche di solidarietà. Eminenza, a questo proposito, il fatto appunto che Dio si sia fatto prossimo a noi o familiare a noi nell'incarnarsi, insomma, e nel suo venire nella grotta di Betlemme, il fatto che in questo modo noi siamo familiari gli uni agli altri, fratelli gli uni agli altri, la fatica di qualcuno può essere, come dire, il capire perché vale la pena di vivere concretamente in prima persona, nella propria carne, questa esperienza di familiarità a Dio che si è fatto uomo e questa esperienza di fratellanza con gli altri uomini. Perché conviene? Perché ne vale la pena? Perché non solo perché personalmente ci dà speranza e ci dà fiducia, ci apre gli orizzonti, ma perché ci dice che se vogliamo essere fedeli a questa solidarietà che il Natale crea in noi, solidarietà in Cristo, noi dobbiamo condividere questo dono con i nostri fratelli. Il Natale è un messaggio di amicizia con Dio, di familiarità con Dio, ma è anche un grande messaggio di condivisione fra di noi. È un dono, è una grazia che non va consumata ciascuno per sé, come un bambino viziato che mangia da solo la caramella che ha ricevuto. È un dono che noi fratelli dobbiamo condividere, dobbiamo spezzare con gli altri. E questa è un'urgenza che a Natale si fa presente. Gli altri sono il volto di Cristo. Nel Vangelo è scritto: avete dato un pane all'affamato, avete vestito di ignudo, avete accolto l'estraneo. Tutto quello che voi avete fatto al più piccolo. Non dice a chi la condivide la tua fede, ma al più piccolo, al più bisognoso dei miei fratelli l'avete fatto a me. Il Natale è questo grande messaggio di fraternità, di condivisione, di impegno a prendersi cura gli uni degli altri. Purtroppo, Eminenza, dicevamo la crisi non è più solo economica, è anche una crisi degli affetti e delle relazioni. Lei che continua per esempio a guidare, a incontrare moltissime persone, moltissime famiglie anche durante gli esercizi spirituali che tiene a Cavallino, può vedere forse e toccare con mano le difficoltà che moltissime famiglie, anche coppie o fratelli e sorelle hanno oggi nel ritrovarsi. C'è una crisi nelle relazioni umane che forse è ancora più dolorosa della crisi economica e che la crisi economica a volte aggrava, perché la perdita del lavoro per esempio, ma anche la difficoltà nel pagare un mutuo, l'affitto, rende le persone più dure forse, più insensibili agli altri. Allora a queste persone, a un marito e una moglie che stanno vivendo una difficoltà, a un fratello e una sorella, a un genitore e a un figlio, lei che cosa potrebbe dire oggi? Oggi c'è tanta sofferenza nelle famiglie, c'è tanto bene, dobbiamo dire che io facendo esercizi e accostando molte persone devo dire che trovo tante cose belle. Direi veramente la santità cristiana è condivisa da tante persone, che una santità che non si vede ma che è reale, che è vera, che è autentica, la santità del quotidiano, del sacrificio quotidiano, dell'amore quotidiano, del prendersi cura quotidiano. Quindi c'è tanto bene nelle persone, ma c'è anche tanta sofferenza. Accostando le famiglie, accostando i genitori, accostando gli anziani, io trovo tanta sofferenza. La sofferenza che è provocata dalla fragilità, oggi è molto diffusa, degli affetti familiari, per cui le famiglie spesso
si dividono, la sofferenza della perdita di lavoro o del fatto dei giovani che sono in casa e che non trovano lavoro e i genitori soffrono e i nonni soffrono. Ebbene, a queste persone che cosa puoi dire? Io prete posso farci poco, però vedo che le parole della fede scendono nel cuore e portano la pace. Questo Gesù che un giorno ci ha detto: voi mi lasciate solo alla fine della vita, voi mi lasciate solo, ma io non sono solo perché il Padre è con me. Questo Gesù ci insegna che nelle nostre solitudini, anche affettive, che Lui ha condiviso, perché Gesù è passato attraverso la solitudine affettiva, attraverso il rifiuto. Venne in mezzo ai Suoi e i Suoi non l'hanno accolto. Non dimentichiamo che il Figlio di Dio a Betlemme non ha trovato un luogo conveniente per nascere. È nato in un luogo di animali e sua madre, avvoltolo in fasce, lo ha deposto in una mangiatoia, cosa per noi impensabile, per una mamma nostra, assolutamente impensabile. Gesù ha conosciuto la solitudine. Durante la sua passione e morte è stato solo. Ebbene, io dico la parola della fede, la solidarietà di Gesù che è passato attraverso questa sofferenza, questa solitudine delle persone, è un olio, è un balsamo che apre la speranza, che mobilita e consente alle persone non soltanto di durare, ma anche di continuare a cercare, di continuare a impegnarsi per trovare una soluzione a queste situazioni. Gesù ci dice una grande cosa, che il male non è ineluttabile, che il male non è il senso ultimo della nostra vita, che la storia non va per le sue strade, la storia è nelle mani di Dio. Esemplare è la pagina del Natale. Il Figlio di Dio, secondo le profezie dell'Antico Testamento, il Messia deve nascere a Betlemme, la città di Davide, perché è un discendente di Davide. Anche nell'Annunciazione il Figlio di Dio dall'angelo viene presentato a Maria come discendente di Davide, che eredita la realtà, la regalità di Davide. Quindi il Messia deve nascere a Betlemme. La famigliola di Giuseppe e di Maria è a Nazareth. Cosa succede? Che per sportarli, questa umilissima famiglia di carpentieri, questi due giovani umili, poveri, che sono a Nazareth, per spostare questi due giovani e far sì che il bimbo nasca a Betlemme, interviene addirittura l'imperatore di Roma, che indice un censimento per tutto il mondo, cioè si muove l'imperatore. Cosa vuol dire? Che la storia è nelle mani di Dio, che il filo della storia è nelle mani di Dio. Nel rispetto della libertà, Dio sa muovere la storia perché vada verso quell'approdo di salvezza a cui Lui la chiama e per la quale manda suo figlio. Quindi la visione di un credente e la parola che il Natale offre a tutti, anche ai non credenti, è una parola di speranza, anche come sguardo sulla storia. Grazie mille. Allora, Eminenza, per queste bellissime parole. Noi ci fermiamo un momento, facciamo una piccola pausa, ma ritorniamo tra poco, sempre a Camper Venezia.
siamo ancora a Camper Venezia in questa puntata speciale dedicata al Natale che abbiamo realizzato in compagnia del Patriarca Emerito di Venezia, il Cardinale Marco Cè, che è stato, lo ricordo, per 23 anni la guida della diocesi di Venezia. Con me c'è Giorgio Malavasi, giornalista di Gente Veneta. E abbiamo sentito poco fa appunto dal Cardinale Cè delle bellissime parole di speranza, rivolte in qualche modo a chi la fede ha il dono di averla, ma chi non ce l'ha, Eminenza, la fede, come può in qualche modo guardare all'avvenire, al suo domani con la speranza? Dio è padre di tutti, Dio cerca tutti. Dio chiama tutti per nome, Dio parla a tutti incondizionatamente. Lo conoscano o non lo conoscano, lo ascoltino o lo rifiutino, Dio non li abbandona mai, Dio li segue sempre. E questo è un grande motivo di speranza, perché poi le persone a un certo punto si confrontano con la sofferenza e comunque tutte hanno un grande bisogno di pace, di un oltre. Mi sapete dire perché a Natale ci si saluta volentieri, spontaneamente anche con persone che non si conoscono? Si vede spontaneo trovare uno e dirgli buon Natale. E quello è contento di sentirsi dire buon Natale. Perché? Perché in fondo al cuore, in fondo al cuore di tutti gli uomini, c'è un bisogno di salvezza. Perché io parlo da credente, perché nel nostro cuore c'è stampato il volto di Dio, sono stampate le sembianze di Gesù. E questo, anche se fossimo le persone più lontane da Dio ideologicamente, questa filiazione divina non si distrugge. Questo volto di Cristo impresso nel nostro nome è sempre vivo e ci chiama sempre. Ed è sempre un appello a Dio. Ed è sempre un appello a ritornare a Dio, a fidarsi di Lui, consapevolmente o inconsapevolmente. E per chi è credente anche esplicitamente e ha conosciuto la fede, insomma, non vale forse anche il fatto che non gli viene risparmiato la fatica e neppure il sacrificio, ma ha il centuplo qua giù? È una buona ragione per un di più? Il sacrificio non è stato risparmiato a Cristo, al Figlio di Dio. Anzi, Lui è venuto a dirci che ha senso anche il soffrire umano. Però è vero che chi accoglie Cristo ha il centuplo anche qua giù. Insieme però alle fatiche, perché Gesù il centuplo cos'è? Il centuplo è l'incontro col Padre, perché il Padre ti rende felice, il Padre ti dà senso alla vita, il Padre ti chiama figlio e quando nel tuo cuore entra questa parola, il tuo essere si realizza pienamente, gioisce profondamente. Ora questo Dio lo ha dato a tutti, ma soprattutto lo sperimenta chi ha una fede esplicita, sempre unita però realisticamente al fatto che finché siamo su questa terra abbiamo anche da fare il conto tutti i giorni con la sofferenza, col limite, col nostro limite. Eminenza, noi vorremmo, se ce lo permette, così approfittare di questo momento di conversazione con lei per scavare un po' anche nei suoi ricordi personali, soprattutto ricordi che riguardano i Natali della sua infanzia, di quando era bambino nel suo paese, nel Cremasco. Com'erano questi Natali? Io ho 86 anni. Scavare nel Natale, nei tempi della mia infanzia, vuol dire andare in un altro mondo. Io sono nato in un mondo
e sono vecchio in un altro mondo, profondamente diverso. Io sono nato in un mondo in cui il calendario liturgico, il calendario della vita della Chiesa era anche il calendario civile e tutta la vita si svolgeva sul ritmo e sul richiamo delle feste religiose. Anche il ritmo delle culture agricole, delle culture domestiche era fatto sulla vita religiosa, perché questa era la vita condivisa da tutti, almeno nel mio paese di contadini. E il Natale era un fatto molto profondo, molto importante. Poi le feste religiose erano tutto, non c'era tutta la gamma di divertimenti, di varietà che abbiamo oggi nella vita. La festa religiosa era l'unico diversivo che c'era nella vita di fatica e di lavoro delle persone. Le celebrazioni liturgiche erano tutto. Noi andiamo a teatro, andiamo al cinema, andiamo al campo sportivo, si andava in chiesa, era tutto. E direi non c'era una vita di fede con le sue defiance, ma c'era una vita di fede fondamentalmente condivisa. E non ricca come l'abbiamo oggi dopo il Concilio. Per esempio, io ricordo le celebrazioni liturgiche del Natale. Il cuore della celebrazione liturgica non era l'Eucaristia o la parola di Dio. La cosa più bella che noi facevamo a messa era andare a baciare la statuina di Gesù bambino, insomma. E si andava tutti, uomini e donne, vecchi e bambini. Però il Natale aveva un grande fascino, forse più di adesso, perché era la festa, era in fondo l'unica festa per la gente, per la nostra gente che era povera di tante altre cose. Anche la mensa a Natale era più generosa, ma fatta delle cose dei campi e del cortile, non delle cose sofisticate che abbiamo noi oggi. Quindi un mondo profondamente diverso, non dico migliore o peggiore, ma profondamente diverso. Però appunto per questo oggi, Eminenza, i tempi, se una volta la fede e la liturgia in qualche modo dettavano anche i tempi o erano in piena sintonia con i tempi della vita concreta delle famiglie, oggi questo non accade più e appunto diceva non è detto che sia meglio, è semplicemente diverso, meglio o peggio, è semplicemente diverso. Ciò non toglie che in forme diverse, con un linguaggio diverso, difficile forse da far capire o difficile forse anche da ideare, da enucleare, la fede e i momenti liturgici forti della fede cattolica, il Natale in particolare, ha qualcosa di fascinoso da dire anche appunto al ragazzino che oggi per Natale pensa al regalo dell'iPod o dell'iPad e non al bacio al Gesù bambino. Io credo che, ecco, io al bambino proporrei la pace evangelica, proporrei, nonostante tutti i mezzi che lui ha a disposizione, che io non so usare, che lui sa usare, nonostante questo io farei grande credito alla pagina evangelica. Perché? Perché quello è stato il modo scelto da Dio per comunicarsi a noi. Dio si è comunicato a noi attraverso le Sante Scritture, in particolare ci ha comunicato Gesù attraverso le pagine del Vangelo e questa mediazione, secondo me, è sempre la più ricca, la più capace di toccare le persone. Io credo che un bambino sia capace di leggere la pagina evangelica del Natale di Gesù e di commuoversi forse più di quanto ci commuoviamo noi adulti, perché ai piccoli è data la comprensione del regno di Dio. Ai fanciulli, ai piccoli, agli umili è dato di capire
è dato soprattutto di capire il mistero del Regno di Dio. Quindi io sarei molto fiducioso nel proporre il Natale, i misteri cristiani ai bambini, attraverso però le pagine del Vangelo. Eminenza, noi siamo anche in conclusione di trasmissione. Io vorrei chiederle una parola su quello che la diocesi ha vissuto in questo anno cruciale, perché sono successe davvero tante cose, la visita del Santo Padre a maggio, poi la partenza del Patriarca Angelo che ora è a Milano, e quindi vorrei chiedere a lei, Eminenza, che cosa si sente di dire alla città e alla comunità di fedeli che sta vivendo questo momento particolare, no? di passaggio, di transizione. Ma direi una parola sola: lasciamoci condurre da Dio, abbiamo fede, Dio cammina con noi, quindi manteniamoci aperti a una grande fiducia. Buon Natale a tutti. Grazie mille Eminenza. Giorgio. Grazie Eminenza e grazie a tutti gli ascoltatori e telespettatori di Telechiara per aver ascoltato questa conversazione che credo bella perché ricca e intensa, e anche da riascoltare. C'è anche una replica, mi pare. Assolutamente. Grazie ancora al Patriarca Emerito di Venezia, il Cardinale Marco Cè, che ci ha ospitato nella sua casa qui a Venezia di San Barnaba. Io credo che le sue parole possano essere veramente utili e che abbiano un senso per molti in questo Natale. Colgo l'occasione anche per augurare a tutti buone feste, un buonissimo Natale e anche un buon 2012. Grazie e a risentirci.